Ciao napoletani, se amate il Napoli con tutto il cuore, premete il tasto mi piace e iscrivetevi subito a questo canale per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità della nostra squadra. Intervistato dal Corriere dello Sport, Walter Mazzarri, 62 anni, è uno degli allenatori italiani attualmente senza panchina. Di grande valore furono gli anni a Napoli e Torino con i Granata, dove restano ancora oggi le sue migliori esperienze da allenatore. L'allenatore toscano si è raccontato in una lunga intervista che potete leggere sfogliando le pagine odierne del quotidiano sportivo. Di seguito riportiamo alcune delle sue parole. Ho avuto un bellissimo rapporto con De Laurentiis e se fosse stato per lui sarei rimasto molti più anni al Napoli, più delle 4 stagioni trascorse. Ma pensavo che dopo 4 anni o cambiamo tutti i giocatori oppure il nostro stile di gioco diventa troppo prevedibile. Ho pensato che fosse il momento giusto per partire. Sono un maniaco del lavoro e quando lavoro sono un martello. Chiamavamo sempre tra le 6 e le 6:30 per discutere cosa avrei fatto. Alle 9 ero già sul campo di allenamento con il referto già fatto. Con lui ho avuto un rapporto diretto, gli ho sempre detto le cose come stavano. Insomma, avevamo trovato una sinergia importante. Il mio ideale di calcio oggi? Sicuramente il Napoli di Spalletti. A tutti piace quel modulo 433 e non ho mai avuto modo di usarlo perché non avevo i giocatori giusti. Adesso che ho memorizzato tutti i movimenti di quella squadra allenata da Spalletti l'anno scorso è stato incredibile. Ha fatto divertire tutta l'Europa. Intendiamoci, Pioli ha portato novità anche al Milan con questo tipo di modulo. Posiziona i terzini all'interno, espandendo i centrocampisti e le ali. Sono tutte stronzate. Ho solo detto che mi piaceva molto quando era allenato da Spalletti, ma lì non ho sentito nessuno. È un interesse fine a se stesso. Chi non vorrebbe tornare al Napoli? La città è importante e se ne avessi la possibilità, come è successo in passato, mi piacerebbe insegnare calcio e far capire che tipo di gioco voglio giocare. Non penso che sia chiedere troppo. Ditemi napoletani, lo riaccettereste a Napoli oppure no? Lascia il tuo commento al video e iscriviti al canale Forza Napoli.